se è un giovane che lavora per 40 anni, insomma 400 euro l'anno per 40 anni sono 16.000 euro. Valenza, A certo. te, Claudio, piacerebbe lasciarli o... Magari potessi avere 20 anni, tornare indietro, per me sarebbero sicuramente, anche lei direttore, siamo comunque in una mezza età. Buongiorno direttore Paolo Stefan, come sta anzitutto? Ma bene, bene, spero anche tu, Claudio, qui a disposizione degli ascoltatori, insomma. Certo, molto bene. Allora, in questa seconda puntata, Stefan, direi di cominciare subito con un argomento importante ed estremamente di attualità. Allora, parliamo di rinnovi contrattuali. Perché sono importanti i rinnovi contrattuali? Perché allora faccio una piccola premessa, poi mi corregga se sbaglio, direttore. Allora, io mi faccio come lavoratore una posizione per la previdenza complementare con Solidarietà Veneto. Posso avere un contributo da parte dell'azienda per cui lavoro. Questo contributo varia a seconda dei settori? So che c'è un'importante novità in questo senso nel settore del comparto legno, e quindi credo che interessi chiaramente molte aziende e di conseguenza molti lavoratori del Veneto. Allora, il contributo per il comparto legno, quali sono le novità, direttore? Sì, e confermo intanto quanto tu hai anticipato, quindi ogni contratto di lavoro prevede una contribuzione a favore dei fondi contrattuali o dei fondi negoziali, cioè che derivano proprio dalla contrattazione, e la novità di queste settimane riguarda il comparto che storicamente è collegato a Solidarietà Veneto. Solidarietà Veneto è nato negli anni 90 proprio nel settore del legno arredo, in particolare per la contrattazione aziendale sviluppatasi all'epoca nel Trevigiano e poi, che poi si è andata a estendere a tutta la regione. Quindi ancora oggi noi abbiamo più di 5.000 lavoratori associati in questo settore, e la novità grossa è che di fatto è stata introdotta nel settore, la dico piano e scandendo bene, l'adesione per contratto obbligatoria, ossia tutti i lavoratori che al 30 di giugno di quest'anno non avranno ancora selezionato, scelto per la loro previdenza complementare un fondo contrattuale, quindi potrebbe essere il Fondo Solidarietà Veneto o il Fondo Nazionale Arco, saranno iscritti automaticamente con un contributo di 100 euro al Fondo Nazionale Arco. Quindi diciamo cambia da qui in avanti proprio la posizione di quanti non hanno fino ad oggi fatto una scelta attiva da questo punto di vista. Diciamo che nelle aziende dove Solidarietà Veneto è presente non sono moltissimi, per la verità, i lavoratori, come dire, in uno stato di inerzia, ecco, ma crediamo che questa possa essere una buona occasione, insomma, bisogna cogliere la palla al balzo per informarsi rispetto, direi, ai vantaggi, alle peculiarità della previdenza complementare. Quindi a tutte le unità, come si dice, a tutti i lavoratori del legno, sulle orecchie e pronti a informarsi, perché ormai siamo a ridosso della scadenza. Certo, ma lavoratori del legno, anzitutto Stefano, ci riferiamo esclusivamente alle falegnamerie oppure anche, non lo so, ai mobilifici, a chi taglia i tronchi, a queste aziende silvopastorali? Perché lavoratori del legno credo che sia molto ampio, insomma. Sì, in effetti sì, noi tendiamo a generalizzare qualche volta. Qui occorre indicare in modo preciso che ci riferiamo ai lavoratori a cui è applicato il contratto collettivo nazionale legno arredo industria, quindi Federlegno stiamo parlando, quindi non artigianato. La classica falegnameria artigiana non è toccata da questo tipo di novità, anche perché il fondo di riferimento nazionale in quest'ambito è diverso, e anche i lavoratori, per esempio nella provincia di Belluno, forestali, hanno un altro tipo di contrattazione, quindi ecco, se un lavoratore si dovesse chiedere, ma io sono interessato da questa cosa qui, prima cosa da fare, controllo sulla busta paga e verifica qual è il CCNL, contratto collettivo applicato, Federlegno Arredo. Certo, Stefano, mi sembra un bel punto di partenza anche proprio a livello concettuale, di andare verso la forma di previdenza complementare, però mi permetta, 100 euro sì, possono essere chiaramente un bel aiuto, ma immagino possano non essere sufficienti per avere una previdenza complementare, per pensare di avere qualche cosa in più per quando avrò in pensione. Allora, un lavoratore vede questi 100 euro, però cosa deve fare? Magari voglio chiaramente contribuire con qualche cosa in più, meglio, voglio investire qualche cosa in più per il futuro, si deve rivolgere all'azienda oppure direttamente, per esempio, a voi Solidarietà Veneto, oppure a un altro fondo? Come deve comportarsi? Beh, intanto di premessa confermo che magari potessimo farci Magari, la pensione con 100 euro l'anno,
è un dispositivo questo che la contrattazione, le parti sociali hanno introdotto per suscitare proprio l'interesse del lavoratore. La butto lì di traverso. Pensate che un lavoratore che ha, che ne so, una paga mensile di 1.400 euro netti e quindi un lordo annuo attorno ai 20-24 su per giù, ogni anno all'INPS per la previdenza obbligatoria versa il 33% del suo lordo, quindi potrebbe essere una cifra annua attorno ai 7-8 mila euro all'incirca, non quindi 100 euro, no? Per la previdenza. Tornando invece alla tua domanda, presso chi ci si può informare? Beh, le occasioni di informazione sono molte, senz'altro gli uffici del personale dell'azienda che su questo aspetto sono sicuramente preparati. Ci si può informare sicuramente anche presso i fondi pensione, ovviamente non mi occupo del Fondo Nazionale ARPO, ma anche loro avranno i loro canali di informazione. Per quanto riguarda Solidarietà Veneto, noi abbiamo una rete di sportelli sul territorio presso i quali è possibile prendere appuntamento accedendo al nostro sito o chiamando presso la nostra sede e prenotandosi. Ci si può rivolgere, immagino, anche naturalmente alle parti sociali di natura sindacale, quindi se un lavoratore vuole e ha un legame diretto con l'ambito sindacale, può certamente trovare informazioni rispetto a questo tema anche dal gruppo degli operatori e dei delegati sindacali. Quindi diverse possibilità sicuramente ci sono, e in effetti devo dire che in queste settimane, in questi mesi, abbiamo avuto molti contatti di persone che hanno colto l'occasione per capire, insomma, quali sono gli ulteriori vantaggi della previdenza complementare, soprattutto quelli contrattuali, appunto. Certo, vede Stefano, io credo che sia questo un bel punto di partenza, nel senso che però mettendomi, ecco, nei panni di un lavoratore, è un bel punto di partenza se si è informati, perché altrimenti se un lavoratore, voglio dire, non sa che cos'è questo contributo, potrebbe guardare dalla busta paga e dice, ah, mi tolgono altri 100 euro. Non so se mi spiego. E invece proprio questa trasmissione, insieme a molte altre che facciamo con lei e con grande piacere, possono proprio avere il modo per poter veicolare il lavoratore verso la giusta direzione. Se un lavoratore non sa cos'è la previdenza complementare, potrebbe erroneamente giudicare come un prelievo della propria busta paga, cioè prendo meno soldi, magari. No, confermo che non è così. Ecco, questa Certo. è una aggiunta, è un risultato della contrattazione. Io adesso non faccio le parti di chi ha fatto la contrattazione, ma sono 100 euro in più che naturalmente per i non iscritti ai fondi contrattuali determinano l'adesione obbligatoria. Ma per esempio un lavoratore già iscritto al Fondo Solidarietà Veneto vede questa aggiunta di Chiaro. contribuzione, questi ulteriori 100 euro, diciamo, che arricchiscono, per quanto limitatamente, diciamo, la sua posizione individuale. Ecco, più interessante sapere che sempre da quest'anno, dall'inizio di quest'anno, è anche stata incrementata la percentuale di contribuzione a carico dell'azienda a beneficio del lavoratore iscritto ai fondi contrattuali. È arrivata nel contratto del legno al 2,2% e dal prossimo anno sarà al 2,3%. Sono circa 400 euro l'anno in una paga media, quindi lasciamo per un attimo da perdere i 100 euro. Boh, l'attenzione che mi sentirei di sottoporre ai lavoratori è: guarda che se non ti iscrivi al fondo contrattuale, lasci Chiaro, diciamo, chiaro. 400 euro l'anno, che sicuramente sono ben di più di 100 euro secchi. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP.